Comincia da Selvana il tour dei quartieri di Mario Conte, il candidato sindaco della Lega e del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Treviso ha incontrato i cittadini della zona e ha insistito proprio sul fatto di voler essere un sindaco dai quartieri e dei quartieri. Dobbiamo tornare a mettere al centro del nostro programma le esigenze dei quartieri, ma non perché vogliamo trascurare il centro, ma perché ci siamo resi conto che i quartieri e il centro storico hanno due esigenze diverse. Però mentre in centro storico si sta puntando a curare la rifinitura, perché una piazza hanno cambiato, hanno tolto l'asfalto e hanno messo i ciotoli, hanno tolto i ciotoli rotondi, hanno messo i ciotoli piatti, nei quartieri ci sono ampissimi tratti di marciapiedi che sono assolutamente inagibili. Ci sono delle buche che sono degne del Comune di Roma, c'è scarsa illuminazione pubblica, c'è poca sicurezza, c'è bisogno di centri sportivi, c'è bisogno di centri polifunzionali, ci sono bisogno di parchi, c'è bisogno di migliorare i servizi. Quindi noi da lì vogliamo partire, non vogliamo scaricare la responsabilità su nessuno. Noi oggi fotografiamo una città dalla quale emergono delle necessità. Le necessità maggiori sono nei quartieri. Non vogliamo fare l'errore di questa amministrazione che nei primi 5 anni di amministrazione ha investito l'80% delle risorse in centro storico. Solo il 20% dei soldi destinati ai lavori pubblici sono finiti nei quartieri. Attenzione, perché adesso siamo in campagna elettorale, quindi adesso Geseschieri per far tutto, però i lavori non partiranno. Quindi tranquilli che a parole siamo tutti bravi, i quartieri sono sempre stati al centro della loro azione, ma la verità è che ben 6 quartieri non hanno ricevuto nemmeno un euro, tra i quali anche il mio, San Paolo, ma anche al vostro, perché anche Selvana è tra i 6 quartieri che in 5 anni non ha ricevuto un euro di opere pubbliche. Dunque lavori pubblici, una nuova politica di assegnazione degli alloggi popolari, ma anche manifestazioni ed eventi culturali da svolgere non solo in centro storico. Ma soprattutto il candidato del Carroccio ha ribadito una priorità. Tra le priorità di tutti gli interventi che saranno necessari nel quartiere ce n'è una che supera tutti, e da questo punto di vista vi dico che noi la consideriamo assolutamente primaria, che è il sociale, cioè stare vicini alle fasce deboli della cittadinanza, dalle persone anziane ai disabili ai bambini, perché loro avranno sempre un occhio di riguardo da parte nostra anche nella messa a disposizione di fondi per poter aiutare le famiglie in difficoltà, sia difficoltà economica che difficoltà di integrazione, ma integrazione non soltanto per gli stranieri, anche ragazzi e ragazzini nostri che hanno problemi a inserirsi nella società. Per raggiungere lo scopo si punterà anche a fondi regionali o nazionali, grazie anche al supporto di consiglieri regionali come Riccardo Barbisan o dei neoparlamentari leghisti come Massimo Candura, presenti alla riunione. Ma Conte ha sottolineato anche il fondamentale ruolo di tramite di un consigliere comunale residente nel quartiere come Giorgio Torresan. L'obiettivo nostro è che l'amministrazione esca e vada nelle case dei cittadini. Quindi questo è l'impegno che ci prendiamo fin da subito, di essere sempre al vostro fianco, qualsiasi sia la vostra necessità. Non sempre riusciremo a soddisfare le vostre esigenze, ma credetemi, sempre troverete una risposta da parte nostra.